A tutti voi ben trovati a questo nuovo appuntamento con Family Salute. Prosegue il nostro percorso Anziani in Movimento, percorso riservato alla popolazione over 65, organizzato dall'associazione Che Spettacolo, con il sostegno della Fondazione Friuli. Il mercoledì è la giornata nella quale ospitiamo in studio un esperto. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi il professor Massimo Baraldo. Grazie per essere con noi in studio. Grazie a voi. Direttore della SOC, Istituto di Farmacologia Clinica, Centro Servizi e Laboratori dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, professore associato di Farmacologia Clinica e Tossicologia del Dipartimento di Area Medica dell'Università degli Studi di Udine. Oggi parliamo del fumo tra vecchie e nuove realtà. Partiamo da questo concetto: perché vecchie e nuove realtà? Intanto vi ringrazio dell'invito. Vecchie e nuove realtà perché oggi come oggi non c'è solo la sigaretta, la vecchia cara sigaretta. Io mi ricordo un mio paziente che aveva scritto una lettera proprio indirizzata alla sigaretta. In realtà oggi come oggi esistono sigarette elettroniche, esistono sigarette a tabacco riscaldato. Esiste un altro modo di approcciarsi al tabacco, che è il masticare tabacco o prelevare la nicotina dal tabacco. Per cui sono delle nuove realtà che portano e porteranno a nuovi scenari. Ecco, che cosa significa nuovi scenari e quali differenze ci sono tra le diverse tipologie che lei ha indicato? In particolare ce n'è qualcuna che fa meno male delle altre? No, non ce n'è nessuna che fa meno male delle altre, perché il concetto fondamentale è che nel tabacco c'è sempre la nicotina. La nicotina è un prodotto che causa dipendenza. Tramite la dipendenza tu sei legato sempre a questo tipo di sostanza e vai sempre alla ricerca di quel prodotto. Pertanto può essere la sigaretta, ma può essere anche la sigaretta elettronica o può essere il tabacco riscaldato. Tu diventi un dipendente dalla nicotina e nel momento in cui tu hai provato questo tipo di prodotto ne sarai legato per tutta la vita. Poi dopo c'è il discorso delle sostanze potenzialmente dannose all'interno del tabacco bruciato. Allora sappiamo che se il tabacco è bruciato ad alte temperature come quello della sigaretta, noi abbiamo dalle 4.000 alle 6.000, adesso là dipende dai tipi di studi, di sostanze dannose. E tra queste sicuramente centinaia di sostanze potenzialmente cancerogene. C'è il concetto che nella sigaretta a tabacco riscaldato o nella sigaretta elettronica non ci siano queste sostanze. In realtà studi stanno dimostrando che le sostanze non è vero che non ci sono presenti in quantità ridotta e come qualità ridotta, però sono presenti e di conseguenza è presente la formaldeide, è presente la croleina e nel tempo chi ci dice che tipi di danni faranno? Anche perché nella convinzione abbastanza diffusa che le alternative alla sigaretta facciano decisamente meno male, c'è chi fuma di più. Sì, è vero. Per esempio in questo periodo del Covid, soprattutto in questo periodo di lockdown, è emerso che i fumatori sono aumentati. I fumatori sia come fumatori già abituali, quindi hanno fumato qualche sigaretta in più, sia i neofiti. Cioè hanno incominciato a usare le sigarette e magari hanno provato a usare la sigaretta elettronica o magari quella a tabacco riscaldato.
Chi usa queste sigarette elettroniche lo fa spesso anche davanti a bambini, nella convinzione che non ci siano effetti su di loro. Anche questo, cioè, non è così, è sbagliata questa convinzione. È sempre il discorso che ho fatto prima, pertanto mancano studi, perché gli studi sul fumo chiamato di terza mano, ma esiste anche uno studio di un fumo di quarta mano, cioè quello che magari rimane addeso alle pareti, rimane addeso ai divani, ecco. Si sa per le sigarette e quindi poco si sa sulle sigarette elettroniche o quello a tabacco riscaldato, quindi dovremmo aspettare anni. Nel dubbio, meglio stare Meglio attenti, evitare, è meglio, cioè in meglio presenza evitare. di bambini, in presenza di luoghi chiusi, è meglio evitare. Parliamo allora degli effetti dannosi del fumo, sappiamo che portano a malattie, vuole spiegarci meglio che cosa succede, quali sono questi effetti? Beh, è noto, perché ormai ne stiamo parlando diciamo, del secolo scorso, è noto che questo tipo di prodotto è strettamente legato a neoplasie, strettamente legato a malattie cardiovascolari, strettamente legato a malattie polmonari nei vari concetti, ma non solo. Abbiamo anche patologie orali, dei denti, insomma è inutile che ne parliamo. Fatto sta che chi smette di fumare guadagna in salute e quanto prima smette di fumare tanto più guadagna in salute, ma proprio in anni. Il titolo di questa puntata è Fumare, è il momento buono per smettere. Perché? Fumare è il momento buono per smettere perché dobbiamo ancora pensare al discorso Covid, dal quale non siamo ancora venuti fuori. Da dati recenti è venuto fuori che gran parte delle persone ricoverate per Covid o erano fumatori o erano ex fumatori, ma prevalentemente erano ex fumatori, per cui hanno fumato per anni e quindi hanno danneggiato il tessuto polmonare a causa di questo tipo di sostanze e quindi erano ricoverati per Covid. Questo non vuol dire che sono andati incontro al decesso, ma quasi metà delle persone erano ex fumatori. E questo è un Per cui è il dato momento buono per smettere anche per quello. anche per quello, anche per quello. E allora come fare? Perché questa poi è la domanda più importante e la risposta che si attende. Chi magari tante volte ha pensato di smettere, per una ragione o per un'altra non c'è mai riuscito. E allora che possibilità ci sono intanto? Esistono dei centri antifumo, esistono più di 250 centri antifumo sparsi a livello nazionale. E nei centri antifumo puoi trovare delle persone, dei medici, degli psicologi e comunque personale sanitario adeguatamente preparato e oggi come oggi esistono dei farmaci che ci danno la possibilità, ci danno una mano. Questi farmaci non sono una bacchetta magica che dall'oggi al domani ti fanno smettere di fumare. Tu devi mettere lo smettere di fumare all'interno di un pacchetto, di dire ok, io in questo momento della vita voglio ridurre l'alcol, controllare la dieta, aumentare la mia attività fisica, smettere di fumare se sto fumando. E quindi se tu lo metti all'interno di un pacchetto di, consideriamolo, buona salute, hai buone probabilità di riuscita. Qui a Udine per esempio c'è il CERT e c'è il nostro centro in ospedale, per cui per chi non lo sapesse c'è un numero verde in ogni pacchetto di sigarette al quale si può telefonare e chiedere informazioni, ma vicino a, che ne so, Cerneglons c'è un centro antifumo? Ecco.
Ecco, quindi c'è anche questo numero verde al quale chiedere informazioni. Secondo lei si è fatto abbastanza, si sta facendo abbastanza sul fronte della sensibilizzazione, quindi anche prevenzione? No, sì, per quanto riguarda la informazione si fa comunque, si fa bene, però c'è da dire che in questi ultimi 10 anni la percentuale di fumatori in Italia non è cambiata, per cui vuol dire che a livello politico, ma anche a livello sanitario, evidentemente si può fare qualcosa in più. Il ministro Sirchia, che lei conosce, ha detto che una delle prime cose da fare è aumentare il pacchetto di sigarette. Noi abbiamo ancora dei pacchetti di sigarette a prezzo un quarto o un terzo di quello che è in altre regioni d'Europa. Quello è l'unico modo per far smettere di fumare. Le faccio solo, visto che ho ancora un minuto, le faccio solo un esempio. Nel pacchetto di sigarette è scritto: questo prodotto nuoce alla salute, questo prodotto ti fa morire. Allora, lei si immagini una persona che va in un supermercato e compra un prodotto, qualsiasi prodotto del supermercato, dove c'è scritto: questa mozzarella ti fa morire, questo pelato, siccome ha dentro dei pesticidi, c'è la probabilità che ti faccia morire. Lei lo comprerebbe? No, tendenzialmente Ecco. direi Allora, di no. dobbiamo porci questo quesito, insomma. E con un'attenzione particolare anche ai ragazzini, che sempre più presto cominciano a fumare regolarmente. Sì, purtroppo stanno aumentando, soprattutto sulla base di queste sigarette elettroniche, sono più portati a fumare prima, e soprattutto le ragazze. Le ragazze fumano di più dei ragazzi, ma parliamo di 11-12 anni. Quindi avremo la possibilità di avere una generazione che andrà incontro a tutte quelle malattie di cui abbiamo parlato prima. Grazie allora al professor Massimo Baraldo per queste indicazioni. Allora approfittiamo del momento, il momento buono per smettere di fumare. Vi ricordo domani l'appuntamento con le lezioni di ginnastica. Alla prossima, arrivederci.